Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Amore, sono Baldo Scarantino, ormai mi conoscete per il consueto appuntamento del sabato mattina insieme a esponenti politici e del mondo dell'economia del territorio nisseno. Oggi in studio abbiamo ospite Salvatore Vancheri, imprenditore di Caltanissetta che ha una sua attività nella zona industriale di Caltanissetta Calderaro. Oggi è qui con noi, insomma, per parlare di imprenditorialità, delle opportunità che il nostro territorio offre a un imprenditore, anche delle difficoltà, forse più difficoltà che opportunità. Quindi vediamo di capire anche la sua personale esperienza di imprenditore a Caltanissetta. Io, Salvatore, ti seguo da tempo, ho visto insomma le tue tra virgolette proteste verso un sistema di cose che fatica insomma a cambiare, adeguarsi ai tempi, anche perché un imprenditore oggi che dovrebbe essere insomma agevolato dalle istituzioni, da chi di competenza, invece giorno dopo giorno trova mille difficoltà per andare avanti. Innanzitutto buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Sì, hai ragione, effettivamente chi vuole fare impresa sul nostro territorio trova delle enormi difficoltà. Ultimamente, insomma, con la crisi che tutti stiamo attraversando, il problema più grosso che hanno le piccole e medie aziende, e che sono queste le dimensioni, diciamo, di tutte le aziende del territorio. Cioè, quando superano i 15 dipendenti Ma secondo me non è un problema se superano o meno i 15 dipendenti. Le dimensioni delle aziende che noi abbiamo diciamo sul nostro territorio, ma vorrei dire anche in tutta Italia, dobbiamo considerare che più del 90% della forza economica italiana è rappresentata dalla piccola e media azienda, che rappresenta il motore economico della nazione. Ormai sappiamo benissimo, in Italia grandi gruppi industriali insomma, non esistono più, a parte la Fiat, che tra l'altro sta anche lei delocalizzando la propria attività. L'Italia è fatta di tante eccellenze, ma sono delle aziende piccole e medie, non sono dei grandi gruppi industriali. A maggior ragione qui al sud, dove le dimensioni sono ancora più ridotte rispetto al nord Italia. Quindi sono delle aziende micro, a volte anche a livello familiare, in cui lavora l'intera famiglia all'interno dell'azienda. Dopodiché vi sono anche delle aziende che hanno qualche dipendente. Diciamo che l'ossatura imprenditoriale del sistema Italia è costituita dalle micro o aziende? Micro e piccole e medie aziende, aziende che non superano diciamo i 10-15 dipendenti massimo, ma queste sono le statistiche che anche Confcommercio ha pubblicato recentemente, in cui praticamente il 90% del tessuto economico italiano è fatto di queste aziende. Insomma. Tutti quando parliamo di imprenditoria immaginiamo una grande industria, no, non è così. L'economia italiana si basa su queste persone che la mattina si alzano, vanno ad aprire la loro azienda e all'interno lavorano 3, 4, 5, 10 persone. Quindi sono allora queste aziende che rappresentano la nervatura, l'ossatura del sistema economico italiano sono tutelate? Ma no, sulle tutele lì ci sarebbe parecchio da dire, insomma, perché io ritengo che oggi proprio la piccola e media azienda non è rappresentata, non è per nulla tutelata, anche perché vi sono le grandi lobby di quelle che sono effettivamente le grandi aziende che hanno preso tutti i centri di potere, sostanzialmente. A qualcuno si può chiedere ma come fa quella che è una sparuta minoranza elitaria ad avere il potere? E lo fanno perché giustamente sono riusciti ad occupare, anche legittimamente se vogliamo, degli spazi che noi piccoli e medi imprenditori abbiamo lasciato liberi. E quindi oggi viene chiamato in tutte diciamo, le controversie, in tutto quello che riguarda la vita economica, eccetera, viene chiamata solo una grande associazione di categoria. Ogni giorno ci sono i titoli di giornali pieni di questo. Non si parla mai di artigianato, non si parla mai di piccolo imprenditore, non si parla mai di piccolo commerciale, si parla solo di industriale in linea generale, quando invece l'industriale rappresenta una sparuta minoranza dell'economia italiana. Questo insomma, ritengo che sia un punto a sfavore dell'economia italiana, cioè non è giusto, non è democratico, non è equo soprattutto, anche perché le esigenze diciamo del grande imprenditore non sono certamente le esigenze del piccolo e medio imprenditore.
quindi diciamo che nei tavoli poi di regia, contrattazione a livello nazionale che contano, insomma, la parte del leone la fa Confindustria, mentre tutte le altre piccole associazioni di categoria, che non sono poi tante perché come numero associati sono di più. Cioè, io questo non lo riesco a capire, come mai per esempio le associazioni artigiane, che dopo sono 3, effettivamente si potrebbero magari riunire, e numericamente anche a livello di peso economico sono la maggioranza, ecco, rispetto a Confindustria. Ma ripeto, questa è una grossa anomalia secondo me del sistema italiano, insomma, da questo punto di vista. Va bene, il mio pensiero può essere condivisibile o non condivisibile, però ci sono i numeri che parlano. È come il sistema francese per rivoluzione, dove i voti dei nobili contavano. Sì, all'incirca è così, all'incirca è così. E dopo qualcuno mi deve venire a spiegare quali sono le industrie che ci sono in Sicilia, insomma, io non riesco ad individuare, diciamo, a prescindere, diciamo, le grandi industrie, diciamo, di origine di partecipazione statale, mi riferisco all'ENI, mi riferisco alle raffinerie, alle ferrovie dello Stato, eccetera, eccetera. Non mi sembra che ci siano dei grandissimi gruppi industriali in Sicilia, insomma, proprio andando a localizzare, diciamo, sulla nostra regione le dimensioni industriali. E non mi sembra che le industrie diciamo pesanti in Sicilia abbiano creato grande occupazione. Facciamo l'esempio della Fiat Termini Imerese, penso che sia lampante. Cioè, nel momento in cui sono finiti i fondi, nel momento in cui non gli è più convenuto continuare a produrre a Termini Imerese, la Fiat ha smantellato tutto e ha creato 2000 casse integrati, distruggendo economicamente un territorio. Cioè, questa è la realtà dei fatti. Quindi stavano aperti, vabbè, lo sappiamo benissimo, grazie alle sovvenzioni statali. Che ma io non dico questo, dico semplicemente che loro hanno distrutto un territorio, quando non gli è più convenuto hanno chiuso, lasciando, diciamo, dietro una disertificazione economica, e sarà difficile che venga ripreso, diciamo, quel territorio da un punto di vista economico. Questo anche perché non si è progettato, perché io lì a Termini Imerese non avrei fatto uno stabilimento Fiat e neanche l'annessa centrale Enel. Quello era un territorio da sfruttare a livello turistico. Ecco, bisogna essere lungimiranti nelle cose. Pensare che le fabbriche si chiudono, le bellezze naturali no, sono lì, devi solo sfruttarle, devi avere il coraggio di investire su queste cose. E noi in Sicilia non abbiamo bisogno di stabilimenti industriali pesanti. Noi in Sicilia dobbiamo sfruttare quello che è il nostro territorio, la nostra bellezza naturale, le nostre risorse. E invece per il turismo si investe molto, ma molto poco, purtroppo, sia in Sicilia anche in tutto il resto d'Italia. Non c'è questa cultura da noi, tranne alcune zone, insomma. Io penso che il turismo, come l'agricoltura di qualità, è il futuro dell'economia del nostro territorio. Cioè, è inutile che noi stiamo qui a parlare e a discutere in modo, diciamo, sbagliato, come si è fatto negli anni 70, 80 e 90, di portare in Sicilia l'industrializzazione. Ma scusatemi, noi in Sicilia non abbiamo bisogno di industrie inteso in senso lato. Noi in Sicilia abbiamo bisogno solo di sfruttare il territorio, rispettandolo naturalmente, quindi andare sull'agricoltura specializzata, sull'agricoltura di qualità. Ricordatevi che oggi le diete mediterranee sono le più apprezzate nel mondo, quindi noi abbiamo i prodotti che fanno parte delle diete mediterranee. Quindi è lì che dobbiamo andare a investire, dobbiamo rendere competitivi questi prodotti, dobbiamo cercare di distribuirli in tutto il mondo, cercando di dare all'agricoltura anche degli utili naturalmente per sostenersi. Questo per quanto riguarda l'agricoltura. Per quanto riguarda il settore turistico, secondo me, io penso che la Sicilia è la culla della civiltà mondiale, quindi insomma, dicendo questo, insomma, abbiamo detto tutto. In Sicilia noi abbiamo avuto tutto. Abbiamo dagli antichi greci ai romani e dopo tutte le dominazioni arabe, normanne, chi ne ha più ne metta. Noi da qualsiasi parte ci giriamo in Sicilia troviamo dei monumenti. Magari non ci facciamo caso perché siamo così tanto abituati a vederli che dice ma sì, vabbè, però chi viene da fuori, viene giù in Sicilia, rimane stupito delle bellezze che ci circondano. Guarda, c'è a mio avviso anche una carenza culturale dello stesso siciliano, perché molto spesso noi stessi non conosciamo tutto quello che abbiamo in Sicilia. Questo è normale, ma guarda, ce ne accorgiamo quando diciamo, ma sai, per esempio a Caltanissetta, a San Cataldo non c'è nulla. No, non è così, perché chi conosce la propria città o chi fa, diciamo, delle indagini anche storiche sulla propria città
vede subito che noi abbiamo un tesoro, diciamo, proprio a livello architettonico, eccetera, eccetera, che magari ci sfugge, e non riusciamo a valorizzarlo. E questa è la verità, ma anche paesaggistico, perché diciamo le nostre colline ritengo che siano le più belle colline d'Europa a livello proprio climatologico, cioè proprio dove si può stare bene tutto l'anno. Noi dovremmo sfruttare queste caratteristiche del territorio. Bene, prima parlavi di, insomma, oggi si vende anche, il mercato non è più ristretto al proprio territorio, ma insomma si riesce a vendere in tutto il mondo, grazie anche alla tecnologia, grazie a internet. Io volevo scendere un po' adesso più sul concreto, sulla tua esperienza personale come imprenditore che opera nella zona di Calderaro a Caltanissetta. Dalle notizie che noi abbiamo di seconda mano, perché non viviamo sulla propria pelle come te questa esperienza, sappiamo che avete anche problemi addirittura con la DSL, con... Vedi, il problema è che si sono create delle aree industriali senza avere gli annessi servizi, cioè le cosiddette, passatemi il termine, cattedrali nel deserto. Cioè noi andiamo a costruire dei capannoni su cui dopo magari su questo ci sarebbe molto da discutere su come e perché sono stati messi là. Però a questi capannoni, a queste strutture, diciamo, che dovevano essere a servizio delle imprese, non si sono creati servizi annessi. Parliamo per esempio della DSL, che non è più, diciamo, in linea con quelle che sono le esigenze delle aziende. Si parla tanto di passare la fibra ottica, però sono rimasto solo un progetto. Io sono 2 anni che sono giù all'ASI di Caltanissetta, in zona Calderaro. La prima cosa, il primo problema che ho avuto fu il non allaccio della linea telefonica voce, non lasciamo bene, ho dovuto fare delle lettere di protesta, insomma è una battaglia per avere il telefono, non per avere la DSL. Dopo da lì hanno messo anche la DSL, ma poi immaginate un'azienda oggi che riceve ordini quasi solo esclusivamente tramite email, e i contatti con il mondo esterno ormai sono tutti tramite, diciamo, internet. Non avere la DSL significa rimanere fuori dal mondo, essere tagliati fuori. A questo aggiungiamo pure, diciamo, la mancanza proprio di infrastrutture, quali le strade efficienti, l'illuminazione, cioè, anche la stessa Enel. Io, per esempio, ieri noi abbiamo dovuto interrompere la produzione perché c'era energia elettrica ballerina, si staccava ogni 5 minuti. Ma queste sono cose inammissibili in una zona industriale, dove si possono anche rovinare le macchine, tra l'altro. Attenzione, a San Cataldo io so che hanno un problema per quanto riguarda il gas metano, cioè è assurdo che in una zona industriale non vi sia il gas metano che serve per razionare le macchine, eccetera, eccetera. Cioè, sono delle cose che magari dette così sembrano, diciamo, una forma di protesta, ma non lo è, perché per noi il metano, la DSL, o le strade, o l'illuminazione, o la sorveglianza, per noi è vita, perché le nostre aziende vivono di questi, cioè non vanno avanti se non vi sono questi servizi primari. È lì il problema, vedi? Quindi quando si sono fatte queste zone industriali non si è provveduto a renderle efficienti e quindi praticamente funzionali al territorio e funzionali alle aziende. Si sono fatti questi capannoni, punto e basta. È stata più un'azione politica che un'azione economica. Ecco. Quindi senza poi pensare a quello che i problemi che potevano avere chi andava ad operare. Ma vedi, dopo la città si ingrandisce, cioè, le esigenze cambiano. E loro non sono stati a passo con i tempi. Dico, c'è l'ASI, si chiama ASI. Ora si chiama IRSAP. IRSAP, quello che è, insomma, ho visto che hanno fatto anche dei cartelloni nuovi, con delle insegne. Vabbè, ma con le cartelloni non risolvi nulla, che invece è scritto che la legalità, sì, ma io vorrei vedere chi non è per la legalità. Cioè, per me la legalità è una cosa normalissima. Per me la legalità è il rispetto di tutte le leggi della Repubblica Italiana, che ogni cittadino la mattina quando si alza deve rispettare. Insomma, è inutile sbandierare questa legalità a destra e a sinistra solo per motivi, diciamo, propagandistici. La legalità è una cosa che fa parte della vita del cittadino, punto. Cioè non bisogna enfatizzare più di tanto, sono cose ovvie, ecco. È l'ovvietà delle cose. Cioè, deve essere un dato di fatto. No, è un dato di fatto. Io la mattina mi alzo per rispettare le leggi dello Stato, esatto. E quindi sto nella legalità. Dopo io sono solidale con tutte le persone che naturalmente
fanno in modo che questa legalità venga rispettata. Ma certamente non vado a fare lo sceriffo, perché non è il mio compito andare a fare lo sceriffo, insomma, non mi spetta a me andare a caccia di mafiosi o fare chissà che cosa, non è quello il mio ruolo. Ci sono i professionisti che fanno questo lavoro e che io sono solidale con loro, è normalissimo, cioè, come ogni cittadino. Ma andare ad enfatizzare il discorso della legalità e mischiare le cose, è normale che le aziende crescano se c'è legalità, questa è una cosa ovvia, attenzione, ma su questo non possiamo costruire castelli di carta, insomma. Facendo un giro sempre nella zona industriale di Caltanissetta, zona industriale Calderaro, insomma si vede un po' ad occhio che le aziende sono messe un po' così, non sia una visione organica d'insieme, almeno la mia impressione, attenzione, al di là dell'erbacce, delle cose incolte. Vedi, uno dei grossi problemi della ex ASI, e ora secondo me anche dell'ISTAP, è quello che innanzitutto questi diciamo, istituti a cosa dovevano servire? Se andiamo a vedere la legge di istituzione delle ASI, che risale all'84, la 184, è una legge regionale, la missione principale dell'ASI era quella di favorire l'insediamento e lo sviluppo nelle aree industriali della piccola e media azienda. Questo è l'articolo 1 della legge di istituzione dell'ASI. Quindi, come si può ben capire, non è che l'ASI o l'IRSAP dovevano essere i gestori di un condominio, assolutamente no, loro avevano il compito di fare in modo di creare fra le varie aziende le varie sinergie, quindi tra aziende e aziende, per trovare il sistema, di fare sistema, ecco, proprio cercare di mettere assieme le aziende in modo che vi sia un interscambio anche fra aziende, in modo da poter essere dopo più forte sui mercati esterni. Quindi doveva essere questa la missione principale dell'ASI, quella di creare le condizioni per portare i mercati, cioè i prodotti all'estero, quindi l'internalizzazione delle aziende, la promozione dei prodotti, quindi essere un ente economico e di sviluppo, quindi creare i presupposti anche per lo sviluppo. In fin dei conti, dopo, negli ultimi periodi, l'ASI dopo si è trasformato in un semplice gestore, diciamo, di capannone o di infrastrutture. Quindi quello che fa, cosa fa oggi l'ASI? Cioè, per dirlo in parole povere e farlo comprendere ai nostri radioascoltatori. L'ASI è come l'amministratore del condominio, sostanzialmente. C'è una persona che riscuote gli affitti, riscuote, diciamo, quello che sono i soldi per i servizi che vengono elargiti. Per servizi intendo naturalmente l'eventuale pulizia, diciamo, delle strutture esterne e l'acqua, sostanzialmente, e l'illuminazione. Tu sei 2 anni che sei nel Calderaro, no? Sì. Dico, in questi 2 anni non hai visto nessun progetto di sviluppo, nessun progetto? Mai nessuna conferenza, mai niente, proprio non esiste, a me da quando mi risulta è parecchio tempo che non si fanno più di queste cose. Dopo loro, a tenere presente che in questi 2 anni si è avuta la riforma dell'ASI, praticamente si è fatta una legge regionale che è la 8 2012, praticamente, che riforma le ASI, in cui praticamente per motivi economici si è cercato di praticamente eliminare tutti i consigli di amministrazione che vi erano nelle ASI, e quindi praticamente si è passati da 9 consigli di amministrazione, cioè quindi uno per ogni provincia, grosso modo, tanto per intenderci. Questi erano le 11 ASI. Con gettoni di presenza. Sì, erano tutti con gettoni di presenza. Cioè l'ASI era una specie di un posto di sottogoverno. Esatto, era un sottogoverno in cui magari venivano messe delle persone lì che magari erano state trombate alle elezioni, venivano messe lì a essere consiglieri o nei consigli di amministrazione delle gente varie che ASI. magari con le imprese non ha avuto mai nulla a che fare, perché sono di casi anche di non metronotte, ma insomma gente che faceva completamente altro. Tutt'altra cosa, era messo lì a fare il consigliere o l'amministratore dell'ASI. Beh, insomma, sono i misteri della politica siciliana. Comunque, ma a prescindere da questo, con la riforma si è voluto cancellare tutto questo. E lì ci siamo, è normale. Però, secondo a mio giudizio, si poteva fare diversamente, cioè nel senso che sì, è vero che noi eliminiamo, diciamo, tutto quello che era questo sottogoverno, il sottobosco politico che vi era all'interno delle ASI, ma è anche vero che togliamo la territorialità delle ASI.
perché loro praticamente togliendo le 9 ne hanno fatto uno solo consiglio di amministrazione. Benissimo, mi sta bene, però dobbiamo continuare ad avere diciamo una territorialità, perché insomma, non possiamo concentrare solo in un istituto tutta quella che è l'imprenditoria del territorio regionale. Significa dare troppo potere dopo un istituto solo per tutta la regione. Per tutta la regione, sì. Si sono cancellate le 11 ASI praticamente come gestione e se ne è creato uno solo. Benissimo, si risparmia un sacco, però ci vogliono gli adeguati strumenti di democrazia, a mio giudizio. Infatti, ripeto, la legge 8/2012, per quanto riguarda la parte della sburocratizzazione, la facilitazione dell'insediamento, io sono pienamente d'accordo, la legge è bellissima, funziona, non potrebbe andare. Quello che mi lascia molto perplesso è la prima parte di questa legge, cioè praticamente l'organizzazione dell'IRSAP, in cui noi abbiamo un consiglio di amministrazione formato da 5 elementi, una consulta formata da 13 elementi, dove c'è un collegio del revisore, eccetera. Ebbene, il problema è che tutte queste persone vengono nominate dal Presidente della Regione sotto indicazione dell'assessore. E secondo me lì c'è un grosso errore, perché a mio giudizio, soprattutto per quanto riguarda la consulta, io ritengo che queste persone dovrebbero essere elette, non nominate, ma bensì elette dalle stesse aziende che sono insediate all'ASI. Questo anche per dare la famosa territorialità di cui parlavo poco fa io, quindi un elemento di democrazia, a mio giudizio. Anche perché, torniamo al discorso di prima, se, come succede a volte, spesso e volentieri, l'assessorato alle attività produttive è, diciamo, un'espressione di un'associazione di categoria, diciamo, più elitaria, lì sorge il problema se diciamo, le piccole e medie aziende hanno il giusto peso, la giusta rappresentanza all'interno di questi organismi. Cioè, torniamo al discorso iniziale. Cioè, uno dei problemi, ripeto sempre, che c'è oggi la piccola e media azienda è la rappresentanza. Non è adeguatamente rappresentata. Non è adeguatamente, cioè non è per nulla rappresentata, ma questo a livello nazionale, cioè, a livello, tranne in alcuni casi in cui noi abbiamo persone come il signor Bertoluzzi, se non ricordo male, della CGA di Mestre, che onestamente, insomma, lì riescono a fare un ottimo lavoro e riescono, diciamo, anche a far vedere come le piccole e medie aziende effettivamente sono il motore di tutta l'economia. Cioè, loro hanno uno studio proprio statistico in cui praticamente fanno un monitoraggio completo di tutto quello che è il territorio e di quella che è la problematica dell'economia italiana. Cioè, tutti i dati che praticamente oggi vengono pubblicati nei vari giornali vengono dalla CGA di Mestre. Sì. Mi è capitato. E quelli è un'associazione di artigiani e piccoli imprenditori, attenzione. Che riescono a fare tutte queste cose. Io, per tornare alla legge regionale 8 del 2012, so che l'anno scorso, insomma, avete avuto un problema rispetto ai capannoni. Insomma, mi spieghi bene com'è questa cosa? Cioè, voi adesso ce l'avete in affitto i capannoni? Allora, diciamo che ci sono 12 aziende all'ASI di Caltanissetta. Però bisogna fare una premessa: questa legge riguarda tutta la Sicilia, attenzione, quindi quello che io sto per dire riguarda generale. Allora, parliamo nello specifico di Caltanissetta. A Caltanissetta ci sono 12 aziende che lo scorso anno, proprio verso la fine 12 su? Allora, sono 12 su 60, mi sembra. Comunque teniamo presente che queste 12 sono le uniche che sono rimaste in affitto, in locazione finanziaria o presunta tale con l'ASI, mentre tutto il resto, diciamo, sono proprietari del proprio immobile, o perché lo hanno acquistato in precedenza o perché hanno costruito materialmente loro il capannone sulle aree industriali. Ma lo stesso discorso vale per San Cataldo Scalo. Quindi, tornando al discorso, lo scorso anno, verso la fine di giugno, se non ricordo male il 29 di giugno, ad ognuna di queste 12 aziende fu recapitata una lettera in cui praticamente venivamo informati che l'ASI, dato che c'era in atto questa trasformazione da ASI a ISAP, eccetera, eccetera, quindi la vecchia ASI, chiamiamola così, doveva praticamente vendere i capannoni perché andava in liquidazione, eccetera.
Benissimo, noi insomma eravamo ben disposti ad acquistare, anche perché la valutazione veniva fatta dall'Agenzia del Territorio, quindi da un ente terzo. A noi stava benissimo la valutazione fatta dall'ente terzo, però c'era un piccolo particolare, che nella legge era previsto in modo preciso, era l'articolo 19 al comma 2, la lettera E, recitava che dopo che ci informavano della vendita, chi voleva accettare la proposta di acquisto del capannone doveva pagare tale capannone a 30 giorni. Entro 30 giorni. Quindi un imprenditore doveva trovarsi nel cassetto somme che variavano dai 200.000 ai 400.000 euro e pagarli in 30 giorni. Beh, io su questo discorso, insomma, io penso, insomma, che il legislatore, non lo so a cosa pensava o cosa stava facendo quando scrisse questa norma, però insomma è molto evidente, insomma, che la cosa, insomma, ci lasciò, insomma, a tutt'oggi questo problema non è stato risolto. Insomma, io voglio dire una cosa a tal proposito, è una cosa mia personale. Io mi sono sentito offeso nella mia intelligenza personale, nella mia dignità di imprenditore, quando mi è arrivata quella lettera con quei termini di pagamento e con quei termini, diciamo, con cui mi veniva detta la cosa. Cioè io a volte mi chiedo, ma come fa il legislatore a fare una norma del genere? Cioè questa è la cosa. Cioè, scusatemi. Spieghiamo materialmente i tempi anche per... Allora, oggi per avere un mutuo, dobbiamo inquadrare tutto nell'attuale crisi economica, ma anche se non vi fosse questa crisi economica, i tempi di elargizione di un mutuo immobiliare di una somma che varia dai 200 ai 400 mila euro vanno dai 3 mesi ai 6 mesi, nelle migliori delle ipotesi. A volte ci vuole anche un anno. Teniamo presente che la maggior parte di queste aziende che sono insediate all'Asia e che hanno ricevuto questa lettera sono aziende artigiane, che quindi potevano ricorrere a quello che è l'istituto preposto a fare i finanziamenti agli artigiani, che è la CRIES. E lì i tempi sono circa di 7-8 mesi. Quindi come fa il legislatore a dire che tu le devi pagare a 30 giorni? Cioè è una cosa assurda, proprio, che andava fuori da ogni logica, ecco. È bello che non abbiamo avuto nessuna risposta. Una svista, non è stata una svista. Ma non lo so, dovrebbe essere loro a spiegarlo, ma non solo a me, ma a tutta la cittadinanza, perché questo non è un problema che riguarda le 12 aziende, perché dentro le 12 aziende ci sono gli operai, ci sono le famiglie, quindi è un problema che investe, diciamo, la collettività. Ma dopo c'è anche un principio di base. Ma il legislatore, quando fa le leggi devono essere giuste, devono essere applicabili, debbono essere per favorire il cittadino nel svolgere le sue, diciamo, le sue funzioni, per il vivere civile di tutti. Non può essere una legge limitativa, oppure, diciamo, quasi quasi che ti vogliono castigare. Io, cioè, non la concepisco, è al di là dell'umana comprensione una cosa del genere. Ma la cosa ancora più grave è che è passato un anno e questo problema non si è risolto. Ci sono state promesse, contropromesse, dichiarazioni, emendamenti fatti, non fatti, però la norma sta lì. Anzi, diciamo che le cose sono peggiorate da un certo punto di vista, perché a tutt'oggi noi non sappiamo che fine faranno i nostri capannoni. Perché i 30 giorni materialmente sono passati. Sì, sono passati praticamente. Nessuna proroga. Adesso non c'è stata nessuna proroga, non c'è stato il mutismo generale su questo argomento. Quindi noi vorremmo sapere, insomma, qual è l'atteggiamento dell'assessorato, vorremmo sapere che fine faranno i nostri capannoni, le nostre aziende, perché parliamoci chiaro, qui non è il problema se dobbiamo o meno acquistare il capannone, ma è un problema soprattutto di progettazione aziendale. Io che svolgo un'attività all'interno del capannone, all'interno di questo capannone metto delle macchine, spesso e volentieri le macchine che si acquistano si montano lì e rimangono lì a vita. Cioè, quindi io devo progettare il mio futuro, devo sapere se devo rimanere lì o devo andare da qualche altra parte, o devo trasferire la mia azienda da qualche altra parte.
Anche perché se non ci sono più i presupposti di vivere e lavorare tranquillamente, beh, sono io il primo a dire io me ne vado, perché non si può continuare ad avere una pubblica amministrazione che invece di agevolare quella che è l'economia, lo sviluppo, cioè, da noi non si parla di sviluppo, si parla solo di leggi che cercano sempre di ostacolare l'imprenditoria. È una cosa assurda, a mio giudizio. Dove io ripeto sempre, qui il problema non è se acquisto o meno l'immobile, ma è riuscire a capire se dobbiamo rimanere lì o dobbiamo andare via. Una risposta certa, ma che ci dia una risposta, guardate, voi dovete andare, oppure guardate, il problema lo risolviamo, oppure guardate, abbiamo sbagliato. Ma ci vuole tanto a dire, il politico deve avere il coraggio di dire abbiamo sbagliato. Esatto. Ma nessuno ma io sbaglio, quando sbaglio lo ammetto, ma io quando sbaglio lo ammetto, quindi non vedo il motivo per cui non deve ammetterlo anche il politico. Abbiamo fatto una cosa sbagliata, correggiamo. Cioè, questo rientra nella normalità, ma nessuno ha la bacchetta magica o nessuno può dire io sono infallibile, nessuno può dire una cosa del genere. Forse così oggi non staremo qui a parlare. Ma vedi, io penso che abbiamo tutti una visione anche sbagliata di quello che è il politico. Il politico non è altro che il nostro rappresentante. È il nostro dipendente, io dico. Sì, io non chiedo favori. Pagato. Allora, chiariamo un concetto. Uno dei motivi per cui a volte la mia figura è un po' una figura scomoda è perché io non voglio favori, io voglio diritti. Cioè, quello che io chiedo non è il clientelismo o il favore. Io voglio semplicemente che venga applicato il diritto. Se io ho diritto ad avere una cosa, bene, la voglio. Se non ho diritto, neanche te la chiedo. Il problema è che molto spesso anche i diritti, tra virgolette, vengono fatti passare per favori. Cioè, a me spetta di diritto, sì, ma lo devi avere come se fosse un favore, altrimenti non questo, Valdo, è il sistema clientelare che si è creato e che ha portato, diciamo, a questi risultati. Cioè, uno dei problemi che abbiamo noi sul territorio, che insomma è anche un po' diffuso in tutta Italia, più o meno, è quello del clientelismo. Purtroppo c'è stato, è inutile, non lo possiamo negare, insomma è una cosa evidente, va bene. Invece no, dobbiamo tutti, cittadini, imprenditori, chiedere i nostri diritti, cioè chiedere quello che ci spetta, ma non come favore o elargizione di qualcuno che ha il potere, ma è un diritto e quindi il cittadino deve avere. Anche perché, dico, conviene a tutti, alla fine se le cose funzionano, tutti hanno rispettato i loro diritti, anche quello che era un cliente, tra virgolette, di un sistema, alla fine ne beneficerà perché ci sarà più economia, ci sarà più indotto, ci sarà più ricchezza. È la famosa legalità di cui parlavamo poco fa noi. Questa è una cosa semplice da capire. Il rispetto delle leggi. E se tu non rispetti le leggi non sei nella legalità. Mi sembra una cosa male. Quindi se io ho dei diritti, chiedo una cosa legalmente, quindi rispettando quella che è la legalità. Non so se e i miei diritti, insomma. Ci sono anche doveri, attenzione, pagare le tasse, eccetera, è normale questo. Così un attimo per sdrammatizzare, toglimi una curiosità. Io poco fa lo stavo dicendo, poi abbiamo fatto altri discorsi. Sempre nella zona di Calderaro ho visto che c'è un edificio che non capisco che cos'è, mi sembra tipo sulla fine della strada, un po' abbandonato, con delle ringhiere, stretto e lungo. Ah, sì. Cioè, che cos'è sta cosa? Cioè, non è un'industria, non è una... No, quello era il progetto dell'ex fiera Centro Sicola, praticamente. Doveva essere il parco fieristico di Caltanissetta. Un'altra cacciata nel deserto. Parco fieristico, ma non è molto grande. Sì, quello era il corpo uffici, perché noi partiamo dagli uffici, non partiamo dal... Cioè, perché prima dobbiamo andare a infilare gente là. Sì, dobbiamo metterci dopodiché si faceva il parco, no? Il parco fieristico. E questo fu, per esempio, un'opportunità mancata del nostro territorio, a mio giudizio, perché Caltanissetta poteva sfruttare la sua centralità e quindi poteva effettivamente avere uno sviluppo anche nel settore fieristico. E io per fiere, però attenzione, non confondiamo le fiere con le sagre, perché spesso e volentieri facciamo questa confusione. Se noi andiamo in Germania, ecco, spaziando andando anche nel nord Europa, ogni città
di una certa dimensione, ma devo dire anche, insomma, anche più piccoline, hanno la loro messe. Messe significa fiera. Perché i tedeschi sono convinti che proprio l'incontro tra le persone, tra commercianti, tra imprenditori, che fa sviluppare l'economia e le conoscenze. Allora, dove si incontrano gli imprenditori? Si incontrano nelle fiere. Si incontrano fra di loro nelle fiere, in cui io che produco caffè ho bisogno di chi mi produce le macchine per produrre il caffè, mi servono i sacchetti, per esempio, trovo chi mi produce i sacchetti, a mia volta, quando vado a fare le fiere agroalimentari, trovo chi ha bisogno del mio prodotto, quindi vendo il mio prodotto. Spesso sono fiere di settore. Sì, sono fiere settoriali, e dopo naturalmente ci sono anche le campionarie generali, però ecco, le più importanti sono le settoriali, e questo crea, diciamo, economia, perché capite benissimo che vi è lo spostamento di 10, 15.000, 20.000 persone che vanno a visitare o espongono in fiera, e questo naturalmente crea un indotto, tra virgolette, il cosiddetto turismo fieristico, ecco, che ha fatto, diciamo, far sì che alcune città, mi viene in mente per esempio Colonia, che è sede di una delle più grosse fiere europee, e in cui nel suo parco fieristico, che è immenso, si svolgono almeno una decina di manifestazioni all'anno, e lì quella città ha un notevole sviluppo a livello economico, perché ad ogni manifestazione ospita all'interno della propria città 100-200.000 persone, insomma, grosso modo sono queste le cifre, ma anche la stessa Milano, insomma, con il nuovo parco fieristico di Rho, una parte della città vive grazie anche alle fiere. Ecco, Caltanissetta, non dico che insomma, il paragone è assurdo, però nel suo piccolo poteva svolgere la stessa funzione di Milano, diciamo, anche perché sfruttando la sua centralità è al centro della Sicilia, ma è al centro del Mediterraneo. Ecco, allarghiamo un po' gli orizzonti, e secondo me questa è stata un'opportunità mancata. Colpa di chi, insomma, diciamo, la storia ce lo dirà, insomma. Però ecco, quella famosa struttura che tu vedi non è altro che un monumento all'occasione mancata. Un monumento all'occasione mancata. Cioè, tanto per capirci, che non so che fine farà, non ho idea. Tra l'altro non mi sembra che anche lì sia logisticamente era il posto più adatto per andare a fare questo tipo, diciamo, di attività. Dico, a livello di progettualità a qualcosa si è pensato, quindi non so, c'è un ingranaggio che poi blocca il sistema. Il discorso è che a volte la politica è troppo invadente rispetto. Ti faccio un esempio. Il problema è che la politica, ma metto anche la pubblica amministrazione, perché vedi, il politico va e viene, ma il dirigente del settore rimane, quindi metto dentro anche la pubblica amministrazione. A volte è convinta di essere depositaria di tutte le verità. Mi spiego meglio. Se io devo organizzare una fiera o devo organizzare una trasferta, diciamo, per degli imprenditori che debbono andare ad esporre in un determinato luogo, la prima cosa che devo fare quando voglio organizzare queste spedizioni commerciali è quella di andare a interpellare i soggetti principali, che sono gli imprenditori. Insomma, quindi il dirigente di settore o l'assessore o chi per lui dovrebbe riunire, non dico tutti, ma insomma, invita tutti, dopo chi va, insomma, e dire: scusatemi, voi che esigenze avete, dove volete andare, quali che sono quelle che ritenete migliori riferimenti, cosa avete di bisogno, eccetera, eccetera. Quindi avere un dialogo, eccetera. E quindi così, perché chi lo può sapere meglio di chi dopo, esatto. No, invece ci sono delle persone che prendono le decisioni per conto loro, perché sono convinti di essere onniscienti, di avere tutte le capacità di questo mondo, di avere tutte le conoscenze di questo mondo. I risultati sono che per anni si sono fatte delle emissioni commerciali nelle varie fiere europee, fiere che venivano, diciamo, organizzate dalla provincia di Caltanissetta, eccetera, eccetera, però i risultati penso che siano abbastanza modesti. Cioè, si sono investite somme enormi. Delle vacanze, sostanzialmente avete fatto. Ma no, io non dico vacanze perché sarebbe, insomma, no, vacanze forse per noi, però non mi permetto di dirlo per i dipendenti, diciamo, di queste
pubbliche amministrazioni. Io dico solo semplicemente che non hanno avuto i risultati che tutti ci aspettavamo, ma non perché non eravamo all'altezza noi, ma perché l'organizzazione non era all'altezza, perché, ecco, voglio spiegare il perché. Dice, ma tu ci sei andato? Sì, ci sono andato, però una cosa è andare in una fiera tipo quella di Colonia di cui parlavo poco fa io, che ogni anno, anzi ogni 2 anni fa la più grossa manifestazione dell'agroalimentare, che si chiama Anuga, e quindi alla Nuga di Colonia praticamente sono presenti tutte le aziende del mondo sostanzialmente, quindi stiamo parlando circa, se non ricordo male, di 25-30 mila espositori. Quindi è una fiera che viene visitata da 500.000 di persone, cioè è una fiera settoriale, quindi parliamo solo di persone che vanno lì perché hanno i titoli per andare lì, attenzione, quindi a visitare quella fiera. Non è aperta al pubblico, tranne l'ultimo giorno che viene aperta, diciamo, ai cittadini di Colonia. Allora, si va lì, e se io vado lì come azienda, devo avere una mia visibilità, devo avere una mia organizzazione. Se io vado con un ente pubblico, questo ente pubblico in 12 metri quadrati distante mette dentro 20 aziende, è normale che la tua visibilità non c'è. Allora che vai a fare lì? Cioè, allora io che per esempio, quando noi andiamo a fare le fiere, per la tipologia di prodotto che noi abbiamo, dobbiamo fare delle degustazioni, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno di mandare una macchina espresso, un macinino, un banchetto dove poter poggiare 2 bicchierini per poter offrire il caffè, eccetera, eccetera. È normale che abbiamo bisogno minimo 2-3 metri lineari, dobbiamo dare un'immagine, perché quello che colpisce dopo in queste fiere internazionali è come ti presenti, cioè quello è il tuo bigliettino di visita. Se ti presenti dentro questo stand di 12 metri, ma anche di 20, non è questo il problema, e là dentro siete ammassati 20 aziende. Non ci facciamo una bella allora in questo caso, come io proposi una volta, sarebbe più opportuno fare che so io, uno stand che rappresenti l'intera provincia di Caltanissetta, in cui magari noi ci portiamo dietro un cuoco che fa degustare i nostri prodotti e che dopo magari può essere presente l'imprenditore, che se c'è qualcuno interessato gli dà il biglietto. Ma non vado io, cioè, andiamo con il marchio della provincia di Caltanissetta, non con il marchio delle singole aziende, quindi cercando di attirare l'eventuale diciamo visitatore, e quindi buyer, lo attiriamo per quello che offriamo, che viene cucinato, che viene proposto, che viene offerto da un cuoco o dalle hostess, eccetera, eccetera. Però con un banco unico, insomma, sarebbe più opportuno, invece di fare delle magre figure in cui un'azienda si presenta con un banchetto di 50 centimetri. Insomma, non ha senso. Passiamo ai desiderata, cioè quali sono le richieste, tra virgolette, insomma, che un imprenditore che opera in una zona come la nostra può fare, in questo caso alle amministrazioni, alle istituzioni. Sappiamo che abbiamo, non per ritornare sempre alla politica, però abbiamo 5 esponenti, 5 onorevoli, no, 6, ma sono anche 7 se non ricordo male. Comunque, 7 compresi quelli di Gela. Gela, più un assessore regionale che tra l'altro è di San Cataldo. Quindi dico, non ci manca niente a livello politico per fare questo. Io penso che oggi Caltanissetta ha raggiunto il massimo della sua, tra virgolette, visibilità politica. Noi abbiamo 2 deputazioni regionali, parlo di Caltanissetta e su Interland, dopo se ci mettiamo a Gela diventano 3. Abbiamo 3 deputati nazionali, un assessore, dopo ci sono dirigenti, direttori generali, eccetera, eccetera. Allora, arrivato a questo punto, Caltanissetta non ha mai avuto, come in questo momento, questa visibilità. Io penso che sia arrivato il momento di metterci tutti assieme e di, tra virgolette, sfruttare queste figure, cioè, cercare di, una volta tanto, di lavorare per il territorio, anche perché, insomma, ne abbiamo di bisogno. Se no rischiamo la vera e propria desertificazione economica di questo territorio. Cioè, è inutile che noi continuiamo ad aspettare che ci siano provvedimenti, che arrivino provvedimenti. Dobbiamo essere noi anche a portare dei progetti. A proporli, certo. Però questi progetti sarebbe bello se fossero concertati con le forze istituzionali, che dopo devono fare in modo che questi vengano, diciamo, realizzati. Cioè io da imprenditore posso anche proporre, però io non ho dopo la facoltà
di fare in modo che quello che io propongo venga approvato. Lì ci deve essere il nostro rappresentante, quindi i vari onorevoli che noi abbiamo, a fare in modo che questi progetti vengano applicati, cioè vengano realizzati. Cioè, è una cosa importante questa, però qui si parla di politica, ma si parla sempre di, scusami il termine, come si dice, di dare solo e esclusivamente delle sovvenzioni, di aiutare, di aiuti. Quei famosi contributi a pioggia che poi forse... I contributi a pioggia, ma io dico che a volte si parla molto anche di assistenzialismo. Cioè, io non capisco che oggi la situazione è così drammatica che anche l'assistenzialismo va bene, l'importante è che non abbiamo delle persone che arrivate a fine mese hanno di che mangiare. Ecco, parliamoci chiaro, perché siamo a questi livelli ormai, non dobbiamo nascondere la realtà delle cose. Io ogni giorno nel mio ufficio ricevo 3, 4, 5 curriculum di persone che cercano lavoro, ma di tutte le età. Mentre prima, ecco, fino a 4-5 anni fa, erano soprattutto i giovani e diplomati o laureati che venivano dalle aziende a portare il loro curriculum. Oggi noi abbiamo quarantenni, cinquantenni che sono rimasti, diciamo, disoccupati e che hanno grosse difficoltà nel reinserimento nel lavoro, ed è a queste fasce che noi dobbiamo pensare, ma soprattutto ai giovani, perché i giovani è il nostro futuro. Noi invece abbiamo fatto delle politiche di occupazione che secondo me sono state sbagliate. Abbiamo creato dei precari, non abbiamo creato dei lavoratori. Tutte le leggi che sono state fatte per aumentare, diciamo, l'occupazione non sono state fatte per dare una sicurezza ai giovani, una stabilità economica, ma sono state fatte solo ed esclusivamente per soddisfare le esigenze di determinate fascia imprenditoriale. Perché, parliamoci chiaro, come fa un giovane con un contratto co-co-co, tanto per intenderci, o con un contratto a tempo determinato, a fare un progetto di vita? A crearsi una famiglia? Cioè, con 600 euro al mese dove vai? Ma anche con 1000 oggi dove vai? Cioè, chi è quella banca che ti fa un finanziamento anche per acquistarti mobili? Sì. Se non hai una busta paga con cui puoi garantire. Allora, se noi siamo una società capitalistica che si basa sui consumi e il centro dei consumi è la famiglia, e se noi non creiamo famiglia, come pensiamo di creare economia? O di sviluppare l'economia? Cioè, questo è il cane che si morde la coda. È una domanda da $1 milione. Questo, diciamo, è il cane che si morde la coda, perché tutto dipende dalla famiglia. Cioè, se noi andiamo a guardare all'interno delle nostre famiglie, noi facciamo la spesa, acquistiamo le scarpe, acquistiamo l'abbigliamento, chi ha la possibilità va in vacanza, acquistiamo le macchine, se abbiamo la possibilità acquistiamo, e via così dicendo. Quindi il centro di consumo è la famiglia. Se non creiamo nuove famiglie, manca il consumo. Mancando il consumo, le aziende non lavorano. Dopo mettici pure le ultime decisioni prese a livello nazionale con gli ultimi governi che sono stati pessimi a mio giudizio, ma questo è il mio giudizio, lo tengo per me, che qualche professore universitario doveva ripassarsi quelli che erano gli elementi dell'economia. Cioè, in periodi di crisi non si aumentano le tasse. Questo l'ho sentito da tutti. In periodi di crisi, ma guarda, io ho studiato economia, quindi in periodi di crisi non si aumentano le tasse, se no vai a creare recessione, ed è quella che sta accadendo. Io non penso che l'ex presidente del Consiglio queste cose non le sapeva, ma lui non ha fatto altro che curatore fallimentare da un certo punto di vista per farsi bello, non lo dicono i giornali, non lo dico io, con la signora tedesca che c'è il discorso delle banche, del mondo dei Paschi di Siena di cui non si parla più tanto, insomma c'erano dei in Italia noi abbiamo sempre quella nebbia che avvolge tutto, di cui magari si parla del cittadino che ha rubato la mela e si nasconde invece colui che magari ha creato dei grossi danni alla collettività, chiunque esso sia. Quindi c'è questa nebbia che avvolge tutto, ma insomma, mi sembra che recentemente, quando vi fu quella polemica dei 4 miliardi che si volevano sottrarre alle aziende, li si volevano dare ad una banca per coprire il buco, insomma, è abbastanza evidente. Ma di questo dice al cittadino normale cosa può interessare? No, gli interessa, perché quando noi prendiamo i soldi, i nostri soldi, attenzione, noi paghiamo le tasse per andare a risanare un Monte dei Paschi, ma insomma,
siamo alla follia paghiamo le pura. tasse per avere Siamo alla dei follia servizi. pura, siamo alla follia pura, non so se rendo l'idea. In Italia siamo alla follia pura da questo punto di vista. Noi abbiamo un sistema bancario che ha percepito i soldi, che ha preso i soldi dalla comunità europea, se non ricordo male, quasi 400 miliardi, se non ricordo male, non vorrei dire una cifra, dovremmo essere su quell'ordine, che dovevano servire ad immettere liquidità sul mercato, quindi dovevano servire a finanziare le imprese e quindi far ripartire il motore economico del paese, invece no. Le signore banche se ne sono prese per risanare i loro debiti e sono andate ad acquistare titoli dello Stato. Sì, è vero che acquistando titoli dello Stato abbiamo, diciamo, tra virgolette, salvato il paese, ma è anche vero però che lo stiamo riaffossando perché le aziende non hanno più liquidità, quindi non essendoci liquidità non ci sono investimenti, se non ci sono investimenti non si può creare occupazione. Ripeto, è sempre un cerchio che si va a chiudere. Il cane che si morde la coda. Sempre un cerchio che si va, e difficilmente noi riusciremo ad uscirne fuori a meno che non abbiamo il coraggio di iniziare un nuovo tipo di economia, un nuovo modo di vedere diversamente la società. Quali potrebbero essere, a tuo avviso, guarda, dei provvedimenti che allora, vanno... io lo dico così, anche se molti penso che non saranno d'accordo. Secondo me l'euro è alla base di ogni discorso, perché l'euro non è una moneta che fa riferimento ad un popolo, che fa riferimento ad una nazione, ma l'euro è una moneta, tra virgolette, virtuale. Quindi tutti i nostri guai nascono dall'euro. Io non sono per principio contrario all'euro, però per come è stato fatto, per come oggi ce lo ritroviamo, ritengo che ha creato diversi guai. Ti faccio un esempio. Come si fa a stare assieme in un'Europa unita quando un operaio della Fiat guadagna 1.000 euro e lo stesso operaio che svolge le stesse mansioni della Volkswagen ne guadagna 3.000? Cioè, tutte e due hanno la stessa moneta, tutte e due fanno parte della stessa comunità, eppure in Jugoslavia invece ne guadagna 600 in Croazia o in Slovenia, no, in Slovenia perché fa parte dell'euro, la Croazia no. E quindi, cioè, qui abbiamo delle disparità, abbiamo un euro a 3 velocità, a 4 velocità, il che non può esistere, cioè sono delle economie diverse. Allora, prima di fare l'euro, a mio giudizio, bisognava fare l'Europa, uniformare tutti i sistemi fiscali, perché anche lì abbiamo un grosso problema. Com'è che lì, noi in Italia, ecco, faccio un esempio sul mio prodotto, paghiamo un IVA del 21% e in Belgio è solo del 10%, attenzione, sono cosiddetto così, ma sono delle disparità, quindi l'euro doveva essere qualcosa che doveva unire, ma prima di metterlo in pratica bisognava creare la nazione Europa, il popolo europeo. Invece si è fatto solo un'unione economica che dopo è diventata anche speculativa, e il problema è questo. Quindi prima uno dei più grossi mali che hanno soprattutto i paesi, tra virgolette, più deboli a livello economico, e quindi parliamo dei paesi mediterranei, quindi Francia, Italia, Spagna, Portogallo, perché la Francia non è che sta tanto meglio di noi, attenzione. Che tutti dicono la Francia, sì, ma la Francia ha i suoi grossi problemi. Perché scusatemi, io ti faccio una domanda, e te la faccio io solo la domanda. Senti parlare tu della Grecia in Italia? Sappiamo cosa sta succedendo in Grecia. Abbiamo un blackout completo. Lo sappiamo attraverso internet. Sì, ma noi abbiamo un blackout completo. L'informazione ufficiale non cioè noi abbiamo distrutto il popolo greco, noi come Europa. Cioè, ci siamo giocati la Grecia, non so se e non l'abbiamo fatta fallire perché sapevamo che se falliva la Grecia appresso c'erano anche gli altri. Tutti gli altri. Allora, bisogna la politica, ma più che la politica la grande finanza deve avere il coraggio di o facciamo un'unità europea e quindi facciamo un unico regime fiscale, un unico codice penale, un unico codice civile, cioè diventiamo una nazione, oppure ognuno per i fatti suoi. Signori miei, quando nel 92-93 l'Italia era sull'orlo del precipizio, se vi ricordate il famoso governo Amato, sì, che salvò, eccetera, eccetera, l'Italia si salvò perché fece una svalutazione della propria moneta e ripartì tutta l'economia. Tutt'oggi il Giappone, per risolvere il suo problema,
ha battuto moneta, cioè ha fatto Sì, moneta. perché hanno la sovranità, il famoso discorso della sovranità monetaria che noi oggi in Italia non abbiamo. non Quindi abbiamo. gran parte dei nostri problemi derivano da quella moneta, per come è stata concepita, attenzione, per come è fatta. Ripeto, io non sono contrario all'euro come idea, però prima di metterla in pratica dovevamo fare gli europei, Altri passaggi. altri passaggi. Quindi si è avuto subito di mettere, perché faceva comodo ai grandi gruppi finanziari speculativi, questo è il problema sostanzialmente. Allora, per chiudere e ritornare insomma a noi, alla tua attività di imprenditore, cosa, cosa si potrebbe fare oggi nell'immediato e magari con una progettualità che guarda al futuro per le imprese di Caltanissetta, che poi è una cosa che può valere in generale anche per il resto. Sull'immediato io ritengo ci sia ben poco da fare, nel senso che questo dipende solo e esclusivamente dalle volontà politiche attuali. Come ho detto poco fa, Michael 37, come in questo momento, ha avuto questa sua visibilità, quindi bisognerebbe progettare oggi il futuro. Ricordiamo visibilità politica. Visibilità politica, quindi mettere assieme tutte queste forze e lavorare tutti per migliorarci, insomma, fare un progetto unitario. Quindi sull'immediato onestamente è molto difficile, ma soprattutto ritengo che se vi fosse la volontà, il più grosso problema che hanno oggi le piccole e medie aziende è l'accesso al credito, perché senza accesso al credito, senza diciamo gli investimenti, non si riescono a trovare nuovi posti di lavoro. Per il futuro io penso che dobbiamo invece iniziare adesso a progettare un nuovo tipo di fare impresa ed economia, quindi sfruttando tutte le risorse del territorio, rispettandolo, quindi deve essere ecocompatibile, e sfruttando quelle che sono la nostra vocazione principale, che è l'agricoltura, che è il turismo. E quindi su questi due settori, secondo me, possiamo creare il futuro della nostra regione e del nostro territorio. Dopo cercare di fare anche le sinergie tra le varie aziende. Noi abbiamo aziende che sono di piccola dimensione e quindi possono avere delle difficoltà magari sui mercati globali. Quindi dobbiamo trovare il sistema di mettere assieme queste aziende, fare la cooperazione tra le aziende. È lo stesso sistema che hanno adottato in altre regioni d'Italia, in Romagna, eccetera. Quindi non vedo il motivo per cui questo modello non si possa portare in Sicilia. E dopo, soprattutto, bisogna che la pubblica amministrazione si tolga tutti quei lacci e lacciuoli che ci sono, perché sono solo cose che danno semplicemente, sono dei costi per le aziende. E oggi non abbiamo più soldi da andare a perdere nei vari avvocati insomma, per risolvere i nostri problemi, che dopo sono cose che si risolvono anche con un po' di buonsenso. Basta sedersi, parlarne e risolvere con buonsenso. Ecco, questo è una cosa che manca alla pubblica amministrazione e a volte anche alla politica, è il buonsenso. Cioè, molte delle cose di cui parliamo si possono risolvere tranquillamente stando seduti attorno a un tavolo e ascoltando le varie ragioni e trovare una soluzione di buonsenso. Io la vedo così, insomma, ormai siamo arrivati al punto che noi dobbiamo cercare di fare squadra un po' tutti, dall'imprenditore alla pubblica amministrazione, al politico, al cittadino, all'impiegato, dobbiamo fare squadra, perché non possiamo più continuare a essere ognuno per i fatti nostri o a guardare solo il nostro piccolo giardinetto e coltivare il nostro piccolo giardinetto. Questi temi a mio giudizio sono finiti. E infatti fare insomma squadra, fare cooperativismo è l'unico modo oggi che rimane per crescere, e soprattutto la partecipazione dei piccoli e medi imprenditori ai tavoli che contano, insomma, essere interpellati è una questione di numeri. Su quelle decisioni che riguardano se è vero che noi rappresentiamo più del 90% della forza economica italiana, non vedo il motivo per il quale noi non dobbiamo essere presenti in modo determinante anche nei tavoli che contano. Anche perché la nostra esperienza è quella più vicina a quelle che sono le esigenze del territorio, tra l'altro. Quindi insomma non riesco a capire per quale motivo si rimane sempre fuori. Certo, io sono convinto che magari questa mia dichiarazione non piacerà a qualcuno, perché giustamente c'è gente che vuole mantenere lo status che c'è attualmente, però è la verità, perché i numeri dicono questo, insomma,
al di fuori di ogni discorso. Insomma, dobbiamo migliorarci, dobbiamo lavorare per migliorare la condizione economica del nostro territorio. Siamo arrivati alla fine, io ringrazio Salvatore Vancheri del Caffè Vancheri di Caltanissetta, e rinnovo l'appuntamento con i nostri radioascoltatori. Per quanto mi riguarda, sabato prossimo avremo in studio ospite l'onorevole Giancarlo Cancelleri, e chi si fosse perso insomma questa puntata può rivederla sul canale di Radio Amore San Cataldo, scritto tutto unito su YouTube. Basta andare nel motore interno di YouTube, digitare Radio Amore San Cataldo e si può andare tranquillamente a rivedere questa puntata. Vi ringrazio e un buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Amore.